E siamo alla seconda prova e quindi all'inizio della quarta e ultima semifinale del Super Frustino edizione 2021. Lo schieramento: cavalli di 3 anni, Chanel DVS, Cazzaniga Light, Commander Crow, Clarissa Lewis, Coco Bella e Casco Rindali in prima fila, Can Buy Me Love, Cecilia Jet, Cesare Augusto DVS, Corcovado in seconda. I favori in chiusura sono per Cecilia Jet, ma è una corsa apertissima, macchina che accelera. Partiti in questo momento, è molto svelto il numero 4 di Clarissa Lewis che va a condurre, mentre rimane subito fuori corsa il numero 6 Casco Rindal, così come Coco Bella che ha lasciato parecchi metri in partenza, e in seconda posizione si installa così Commander Crow. È partito bene invece Corcovado dalla seconda fila, che ha trovato posizione alla corda. Vediamo intanto Clarissa Lewis che ha completato in 14,9 i primi 200 di gara. Corcovado è all'esterno e serra sotto invece Commander Crow. Corcovado quindi per corsie esterne, mentre più indietro c'è Chanel DVS. 29,6 il passaggio ai 400 metri con Clarissa Lewis che conduce, Mario Minopoli in vantaggio quindi al passaggio davanti alle tribune. Si trascina il gruppo e cerca di moderare l'andatura dopo i primi 600 in 46,1, li completa in 1,1,8. All'esterno c'è anche Cesare Augusto DVS, ma ad aprire la fila dei cavalli esterni è sempre Corcovado, che a lato di Commander Crow che segue come un'ombra Clarissa Lewis al completamento del chilometro nell'ordine del 1,17,7. Ora Corcovado va deciso all'attacco di Clarissa Lewis, cerca di impegnarla quando siamo a poco più di 400 dalla conclusione. Clarissa però accelera, Corcovado non è bellissimo di andatura e siamo all'attacco della curva conclusiva con il tentativo ancora riproposto di Corcovado, mentre all'esterno c'è in terza ruota Cesare Augusto DVS che si lancia a centropista, retta d'arrivo. In vantaggio è sempre Clarissa Lewis però un po' in difficoltà nel finale, e sul traguardo è una lotta serrata fra il numero 3 Commander Crow e il numero 9 Cesare Augusto DVS, assolutamente da rivedere la retta d'arrivo, con Commander Crow che subito dopo il palo galoppa, ma vediamo nelle immagini il calo di Clarissa Lewis. Commander Crow che si avvantaggia all'attacco deciso di Cesare Augusto DVS. Sul traguardo Commander e Cesare Augusto praticamente quasi sulla stessa linea, forse mantiene ancora qualcosa Commander Crow, quindi Francesco Tufano e René Legati comunque in foto stretta per il primo posto. Davvero molto molto difficile riuscire a separare i due sul traguardo. Andiamo a rivedere eventualmente anche l'immagine che ci viene riproposta, l'ingrandimento. Per il momento non riusciamo ancora ad averlo. Abbiamo rivisto l'arrivo, ma è davvero strettissima. Ecco, dall'ingrandimento che ci viene riproposto a conferma che il numero 3 di Commander Crow probabilmente ce l'ha fatta contro Cesare Augusto DVS, mentre al terzo Clarissa Lewis in calo deve accontentarsi della terza piazza per il momento. Quindi i primi 10 punti vanno a Francesco Tufano.